Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Porto Buffolè in provincia di Treviso. Il comune si trova a 8 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Nel corso della puntata, come sempre, incontreremo il sindaco, il parroco, scopriremo la gastronomia, i 2 musei, il dialetto, Villa Giustiniani, dove ci troviamo in questo momento, quindi le cose belle di questo piccolo borgo del Trevigiano. Si parte, la parola al sindaco. Benvenuti nella città di Porto Buffolè, una città medievale murata, all'epoca del Medioevo con 7 torri, con le varie guerre di 7 torri ne sono rimaste una sola. Ci tengo a precisare che Porto Buffolè, essendo un paese e una città molto piccola, la sua forza è il volontariato di tutte le persone che lavorano. Tra le meraviglie di Porto Buffolè ci sono i Pradei Gai, che è un immenso territorio di verde, e una cosa singolare che viene in Italia, penso siamo rimasti tra i pochi comuni che lo fanno, facciamo l'asta dei Pradei Gai. Poi nei Pradei Gai trovate una secolare quercia. Il bello della piccola città è che tra tutti i residenti di Porto Buffolè c'è un rispetto, un'amicizia, e questo rispetto e amicizia fa sì che nel territorio vengano varie iniziative. La Repubblica Veneta nel 1400, per premiare i cittadini di Porto Buffolè, diede il titolo di città e uno stemma. Lo stemma è rappresentato da uno scudo, con al suo interno troviamo una croce bianca con 4 gigli dorati, l'elmo grigio e le piume di struzzo. Siamo giunti al momento dell'incontro con il parroco, ma poi restate ancora con noi perché arriverà la gastronomia. Ci troviamo nel Duomo di Porto Buffolè, una chiesa consacrata a San Marco. Lo potete vedere anche dalle statue che sono sull'altare. Una rappresenta proprio il patrono San Marco con il leone accovacciato ai suoi piedi, l'altra rappresenta invece San Prosdocimo, il vescovo di Padova. Entrambi sono gli evangelizzatori di questa regione. Perché è dedicata a San Marco? Questa piccola città, Porto Buffolè, è strettamente legata a Venezia. Non per le sue origini, è molto più antica di Venezia, esisteva in epoca romana, poi in epoca medievale, ma per il suo sviluppo. La sua fioritura è avvenuta parallelamente ai grandi commerci della Serenissima, alla quale Porto Buffolè è legata dal fiume Livenza. La chiesa ha una sua precisa data di dedicazione, che è il 22 ottobre del 1559. Ma la cosa più importante è il legame con San Marco, il patrono di Venezia, che è anche l'autore del Vangelo più antico. Dietro l'altare si vede un magnifico organo, è opera della ditta Callido di Venezia, sappiamo la data della sua creazione, è il 1780, è un organo conservato molto bene tuttora,
La comunità non l'ha mai lasciato andare in deperimento e funziona regolarmente. La chiesa ospita diversi concerti, specie nella stagione invernale. Vediamo poi ancora sull'altare un crocifisso ligneo, secondo le nostre cognizioni è di scuola tedesca e dovrebbe risalire al XIV secolo. Scendendo lungo la navata della chiesa vediamo i due altari, dedicati uno a Sant'Antonio da Padova, con una bella statua in marmo. Sotto quell'altare si conservano le reliquie del santo martire Protasio, dall'altra parte invece abbiamo l'altare della Madonna del Rosario, una pala settecentesca. In fondo alla chiesa troviamo invece il battistero, un battistero costruito appositamente per questo duomo, quindi coevo della metà del Cinquecento, una pietra unica scolpita e sormontata da un'opera in legno seicentesca, molto raffinata anche dal punto di vista del colore, della forma, delle foglie, della sua decorazione, sormontata da una statuetta di San Giovanni Battista. Sopra il battistero abbiamo voluto sistemare questa tavola dipinta da Francesco da Milano, che è del primo Cinquecento, forse del 1535-38, una tavola che raffigura San Prosdocimo in atto di battezzare. D'altra parte di San Prosdocimo è ancora raffigurato San Marco con il Vangelo in mano e la caratteristica del leone. La catechesi è molto curata dalla comunità, nonostante sia una piccola comunità, numericamente molto piccola, non sono mai mancate le forze per garantire la catechesi ai bambini. La cucina di Porto Buffolè, in provincia di Treviso, è un vero trionfo di sapori e colori. La parola alla signora Enrica. Adesso io voglio indicarvi la zuppa matta, che è una zuppa a base di zucca. Qui nel Veneto si incominciava a ottobre a mangiarla fino che c'era, insomma. Si svuota la zucca, prima si mette il pane, un po' di brodo, i funghi, fino a che si riempie. Alla fine si fa nella zucca che viene tagliata come un coperchio, come voi potete vedere, e si sigilla in maniera sì che si cuocia tutto all'interno con della farina e si fa come un sigillo e si mette a forno per 2 ore. Poi si ha la pasta e fagioli, anche quella è tradizione nostra, un piatto povero, oggi non è così, ma a quel tempo si mangiava solo quello. Di secondo piatto abbiamo la trippa alla parmigiana, si taglia a pezzettini la trippa, si fa rosolare della cipolla e poi si aggiunge del concentrato di pomodoro. Si fa cuocere per 2 ore, dipende anche come si trova la trippa, e eccola qui, quello è un secondo piatto. Abbiamo il baccalà, quello qui si mangiava. A quei tempi era un mangiare povero che veniva dalla Norvegia. Qui abbiamo un secondo piatto, è la brovada, sono delle rappe, non sono nostre perché vengono dal Friuli, col cotechino. Abbiamo il pane fatto con la zucca, questi sono i dolcetti di stagione, le frittelle, i crostoli, che sarebbero i cenci o i galani, come volete chiamare. Qui abbiamo tante verdure, sono della nostra campagna e anche vengono da fuori.
per esempio i carciofi, la verza, il radicchio di Ciosa, il radicchio di Treviso e quello di Castelfranco. Abbiamo anche il cren, che anche quello è una radice che qui nelle nostre campagne un tempo si trovava un po' dappertutto, che sarebbe il grafano, no? Abbiamo il vino rosso del Piave e del vino bianco, anche quello viene consumato in questa stagione con le frittelle o con i dolcetti di stagione. Abbiamo anche la grappa, quella è fine pasto per mandar giù tutto questo che abbiamo mangiato. Vi voglio invitare tutti nella nostra grande città di Porto-Buffolè. Io sono nata e la sento quasi mia, ma è di tutti. Venite a trovarci e dopo vedrete. Il comune di Porto-Buffolè in provincia di Treviso offre anche tante iniziative e occasioni culturali. La parola all'assessore alla cultura. Porto-Buffolè, che è una città medievale, ancora oggi è in grado di proporre ai suoi visitatori alcune bellezze veramente uniche. Le strade del borgo stesso, la porta d'ingresso Porta Friuli, il Fontego. La galleria sotterranea che è stata recuperata in parte e che verrà sicuramente ampliata nei prossimi tempi. Quello che ci circonda, come il Pra dei Gai, con il suo verde e il suo polmone ecologico importantissimo. Il Museo del Ciclismo all'interno di Casa Gaia è nato su iniziativa proprio una donazione di appassionati e ci sono cimeli storici di questo grandissimo sport e anche reperti di biciclette veramente antiche, dalle prime agli ultimi più moderni, che ogni anno riceve delle donazioni questo museo ed è molto importante per l'aspetto culturale della nostra città. Nella torre civica abbiamo il Museo della Civiltà Contadina, è una raccolta veramente notevole di tutti quegli accessori che erano di uso comune delle nostre genti e che nel tempo sono stati raccolti ed è visitabile. Le iniziative del borgo sono notevoli perché la comunità è molto attiva, la Proloco è molto attiva, c'è una tradizionale sagra di Santa Rosa estiva in agosto. C'è la festa medievale in costume, che è una vecchia tradizione che così si rinnova periodicamente, e poi ci sono le varie iniziative culturali legate alla biblioteca, alla iniziativa del comune stesso. C'è anche una piccola galleria d'arte
che sono molto apprezzate e che danno sicuramente prestigio e lustro al nostro luogo. A Porto Buffolè, in provincia di Treviso, non poteva mancare uno splendido esempio di villa veneta con annessa la chiesa di Santa Teresa. Scopriamola. Siamo qui davanti a Villa Giustinian, una splendida villa veneta del 1695. Villa Giustinian è stato costruito per una famiglia veneziana. Ricchissima di affreschi, stucchi. E famosa per il letto a baldacchino che era del vescovo, perché in famiglia Giustinian c'era sempre anche un vescovo. La famiglia di Giustinian si estinse e nel 1988 fu prelevato e è stato trasformato in un albergo e che oggi ospita una clientela internazionale. Villa Giustinian fa parte dei Romantic Hotel e dei Ville e Castelli del Veneto. È una dimora storica ed è famosa anche per la cucina e l'ospitalità. Annessa alla villa e naturalmente fa parte anche la chiesa di Santa Teresa, che era la chiesa privata della famiglia Giustinian. È circondato da un splendido parco con le statue che danno il benvenuto agli ospiti di allora e di adesso. È giunto il momento di scoprire uno dei monumenti più belli di Porto Buffolè in provincia di Treviso, la Casa Gaia, direttamente collegata alla storia del luogo. Ci troviamo in Casa Gaia, che si vede anche dall'esterno, dalle finestre con le bifore trilobate, il palazzo più importante che c'è a Porto Buffolè, ed è la casa in cui alla fine del 1200 Gaia da Camino, ricordata anche da Dante Alighieri nel canto XVI del Purgatorio, viene ad abitare insieme con il marito Tolberto da Camino, e qui proprio 700 anni fa, nel 1311, nel mese di luglio, moriva. Il piano terra era il piano riservato alla servitù, mentre invece il piano secondo e il piano primo sono quelli in cui vivevano i signori e sono i piani che sono anche attualmente affrescati. Gli affreschi riportano nel primo piano anche un disegno di Porto Buffolè
con le sue 7 torri murate, mentre invece sulle pareti sono disegnati da una parte alcuni militari, soldati medievali, in vesti medievali, e dalla parte opposta invece una serie di personaggi della cultura. Tra l'altro poi ha sede anche il museo del ciclismo. Si sente parlare di Porto Buffolè già nell'Ottocento, nel IX secolo, quando il castello, il nome Castellarium Portus Bovaledi, castello di Porto Buffolè, viene ceduto da Ottone II al vescovo di Vittorio Veneto. Sempre il castello è circondato da barche per indicare che l'importanza di Porto Buffolè, come dice lo stesso nome, Portus Bovaledi, porto sul fiume, bova in latino medievale voleva dire fiume, canale. L'importanza era data già nel periodo medievale dal trasporto che avveniva lungo il fiume Livenza. Il simpatico signor Mario ci farà ascoltare il dialetto di Porto Buffolè in provincia di Treviso. Poi ci ritroviamo per i saluti finali. Dopo aver mostrato le bellezze del Porto Buffolè, incantato nella pianura del Veneto, vi faccio un invito di visitare queste bellezze che avete visto, i musei, le varie chiese, e posso farvi solamente un invito di visitarle perché merita, perché quando si va a Roma siamo nella più grande città d'Italia, quando che si viene a Porto Buffolè siamo nella più piccola e più bella città del Veneto. Non perdete l'occasione di conoscere un piccolo borgo con tante cose grandi. Porto Buffolè in provincia di Treviso vi aspetta, come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche con il cuore. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva l'Italia e ciao! Un saluto agli amici, un brindisi, vi aspettiamo a Porto Buffolè. Evviva!